Amici di FVG Sport Channel, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Mega Intersport a Canestro. Siamo qui al Città Fiera come ogni settimana, ultima puntata prima della pausa natalizia, ma non poteva mancare il nostro appuntamento settimanale con la rubrica riguardo al basket regionale. Ospiti con noi qui questa sera Federico Bigotto, Cussignacco, e Sara Quaino, Basket School. Partiamo subito col conoscere i nostri ospiti, quindi Federico, se vuoi presentarti, raccontare come hai iniziato a giocare, quando? Assolutamente, buonasera a tutti, intanto i telespettatori di FVG Sport Channel, ormai ci vediamo in continuazione, nel senso che faccio anche diversi appuntamenti, diverse comparsate su questo canale e oggi sono qui come tuo ospite, ti ringrazio intanto per l'invito. Gioco a basket a tempo perso quando non sono in TV e quindi nel Cussignacco, quest'anno siamo in Serie D, se vuoi ti parlo anche del Cussignacco, di quello che abbiamo fatto, ma magari faccio parlare prima anche la mia collega. Presentiamo subito anche Sara, che fa parte del roster della Basket School, che milita nel campionato di Serie B femminile. Una breve delineazione della tua carriera, quando hai iniziato fino a questi anni. Allora, intanto buonasera, ringrazio anche io Miki per avermi invitato alla tua trasmissione. Allora, io ho iniziato alle elementari grazie al mitico Mauri Vancic, che saluto, che mi ha portato appunto nella società dello Sporting, alla quale sono attaccatissima e sto continuando a giocare sempre per loro. Dopodiché ho fatto delle giovanili molto interessanti, come tu ben sai, anche perché eri mia compagna di squadra, fino ad arrivare nella Serie A2, nell'attuale Delser, e poi per motivi di studio e di lavoro ho deciso di prendermi un po' di pace, se si può definire così, e giocare appunto nell'attuale Serie B, che è una nuova squadra formata proprio quest'anno. Nuovo gruppo, come ti trovi all'interno di questa nuova squadra? Ma in realtà benissimo, sono tutte ragazze che comunque con cui ho già giocato, che conosco, e ho aiutato anch'io Leo a creare questa squadra, perché il nostro dirigente Leo De Biase a creare questa squadra, e quindi un po' mi sento anche la creatrice di questa squadra e sono contentissima, un bellissimo gruppo, siamo molto affiatate, stiamo vincendo, stiamo giocando bene, quindi meglio di così. Raccolgo l'invito invece di Federico, che ci parlerà allora della Serie D, quindi della sua squadra, Cussignacco. Esatto, allora chiedo a Sara di tenermi il microfono, perché così faccio vedere intanto la squadra che l'anno scorso ha vinto, questo è un po' un messaggio promozionale. L'anno scorso abbiamo vinto la promozione, il campionato regionale, con questa squadra, grazie a Coach Morelli, grazie Sara. Coach Morelli che ci ha guidato alla vittoria di questo campionato sofferto dopo 2 stagioni, la prima in cui avevamo perso malamente ai playoff, la seconda finalmente ci siamo riusciti a rifare battendo in finale la DGM Campo Formido di Patron Mikalic, e quindi che abbiamo ritrovato quest'anno in Serie D. Adesso è un campionato difficile, torno in Serie D dopo 7 anni, addirittura sono passati gli anni anche per me, purtroppo sono molto più vecchio di voi, e quindi torno in Serie D, un campionato durissimo e sicuramente grande differenza rispetto appunto alle squadre incontrate negli anni precedenti, però assolutamente appassionante e avvincente. La mia carriera rapidamente è molto molto breve, insomma ho fatto qui a Udine, sempre al CUS Udine, 5 anni, tra D e C2 un anno con coach Andrea Melloni, e dopo sono passato al DLF anche con tuo fratello, ho giocato e abbiamo vinto un campionato, uno dei 3 campionati che ho vinto di promozione con coach Azzorè. Dopo sono una breve parentesi al Pasiane e poi l'approdo grazie al buon Marco Luzziconti, che mi ha chiesto di venire a Cussignacco, e quindi 4º anno a Cussignacco qui, e direi, spero di finire la mia infima carriera qui. Tante squadre, ma ho invitato anche i nostri ospiti questa sera per parlare delle partite che hanno disputato nelle ultime giornate del campionato. Quindi Federico, so che hai giocato con Cussignacco ovviamente contro Casarse, avete vinto 77-72. La partita come si è svolta? Quali sono stati gli aspetti positivi? Sì, grande vittoria, 5ª vittoria di questo campionato, decisamente difficile perché non mollano mai nessuno, cioè andiamo anche sopra, magari giochiamo con scioltezza, però abbiamo giocatori anche di esperienza davanti, buoni giovani, quindi è stata una partita difficile. 5ª vittoria, quindi facciamo il giro di boa, perché questa era l'ultima di andata, adesso torniamo a giocare il 13 gennaio addirittura, quindi abbiamo praticamente un mese di riposo, perché la prima giornata riposiamo, e speriamo che sia un ritorno dove secondo me abbiamo perso un 2-4 punti in giro tra Portogruaro, Pordenone, speriamo di rifarci. Comunque 10 punti è un buon giro, insomma.
approfitto per salutare, ce l'abbiamo dietro le quinte, anche la dirigenza, il nostro general manager Andrea Maniscalco, insomma fautore di questa squadra. Grazie Andrea. Pongo la stessa domanda a Sara, autrice del canestro decisivo nell'ultima gara disputata dalla sua squadra. Gara vinta dalla Basket School contro Bolzano per 53-52 giusto negli ultimi secondi. Un breve commento? Se ci ripenso ancora mi vengono i sudori freddi, dopo una partita in cui eravamo sempre, abbiamo anche sfiorato il più 15, nell'ultimo quarto ci siamo fatte rimontare tutti i punti fino ad arrivare a 14 secondi dalla fine in svantaggio di un punto. Anzi di 2 punti, il coach Valdi Medeotta ha chiamato minuto, aveva semplicemente detto cerchiamo di prenderci un tiro da 3 o eventualmente un fallo sotto canestro facendo canestro, quindi un gioco da 3 punti. Quindi non aveva detto assolutamente chi doveva tirare o chi doveva prendersi questa responsabilità. Io sono capitata, evidentemente il dio del basket ha voluto che io segnassi e abbiamo per fortuna portato a casa questi 2 punti importantissimi, sicuramente con una squadra validissima, e per fortuna possiamo finire questo girone di andata in serenità, anche se comunque noi, a differenza loro che fanno la pausa lunghissima, noi continuiamo anche la prossima settimana con la prima partita di ritorno. Quindi il nuovo gruppo rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, quando insomma, partecipavi al campionato di Serie A2, qualcosa è cambiato. Questo nuovo campionato come si presenta? Le difficoltà varie, insomma? Ma sicuramente il livello è diverso, è differente, però comunque è allo stesso tempo competitivo, come poteva essere una 2. Ci sono molte giocatrici di A2 anche nelle altre squadre che sono andate a finire in questa Serie B, quindi comunque appunto è un campionato molto competitivo, soprattutto le 2 squadre di Bolzano, quella dell'ultima partita e anche un'altra, hanno molte giocatrici di Serie A2, anche del sud, validissime, e infatti sono le squadre con cui abbiamo incontrato maggiori difficoltà. Sarà un campionato quindi molto agguerrito, immagino. Sì. Ma prima di continuare la nostra intervista volevo lanciare le interviste che abbiamo del post partita UBC Latte Carso contro Trevisan Latisana, che ricordiamo è finita 74-72, quindi mandiamo adesso le interviste e poi continuiamo la nostra chiacchierata con i nostri 2 ospiti. 7-4-6-2 la vittoria della Latte Carso, che ha vinto 2 volte la partita. Primo tempo siamo con Luca Silvestri, coach. Primo tempo avanti di 18, poi la Tisana recupera, arriva a -5, bravi voi nel finale a mettere in ghiaccio la partita. Sì, bravi, perché comunque erano 2 punti che ci servivano un po' anche per il morale. Veniamo da 2 buone partite fuori casa, perse purtroppo, ma comunque con segnali di miglioramenti. Era importante vincere in casa, sì, abbiamo avuto un calo. In questo momento non stiamo bene fisicamente, ma non è un alibi e quindi dobbiamo far tesoro della gestione secondo me poco attenta degli ultimi minuti. Bravi loro a crederci, sapevamo che era una squadra fastidiosa, si è dimostrata fastidiosa nel senso sportivo. Siamo un po' cortini con gli esterni, abbiamo Zul fuori, quindi paghiamo qualcosina a livello di stanchezza, però insomma era prevedibile la cosa. Difesa zona 3-2 mi sembra sia stata la mossa che nel finale vi ha messo un po', anche se è vero che loro hanno recuperato, ma non probabilmente la difesa schierata, hanno recuperato sui vostri errori in attacco, quindi andando in transizione. Sì, diciamo che la difesa zona per noi a volte è un'ancora di salvezza nei momenti in cui non ci gira, proviamo a cambiare ritmo cercando di essere aggressivi, quindi è chiaro, ha funzionato, loro comunque hanno preso dei tiri pur facendo canestro, però secondo me un po' non in controllo. Abbiamo cambiato ritmo, l'avevamo preparato, ci è andata bene insomma. Durante la sosta natalizia fai qualcosa? Qual è il programma? Allenamento, abbiamo bisogno di allenarci. Buon Natale e in bocca al lupo. Grazie. Andrea Gambaro ha griffato con canestri importanti la vittoria della Latte Carso sulla Trevisan Latisana. Andrea, parlavamo col coach, vinta 2 volte, più 18, poi avete perso un po' la maniglia sulla partita, poi l'avete vinta nel finale sul loro recupero. Sì, per fortuna che è andata così, perché erano 3 partite che purtroppo andavano male per noi. In tutte le partite in genere mostriamo un po' di altalenanza tra momenti buoni e momenti meno buoni. Succede spesso che alla fine dopo paghiamo questi errori. Oggi per fortuna, perché ci serviva la vittoria,
per fortunata così. Come ti trovi tu dentro le rotazioni della Trecalcio? So che insomma, l'anno scorso giocavi in DNC, quest'anno sei in C2, probabilmente anche un ruolo diverso rispetto a quello che avevi l'anno scorso. Com'è il processo di adattamento? Ma io mi trovo assolutamente benissimo con tutti i compagni. Quest'anno sto giocando anche più da lungo, da 4, a causa insomma di come è composta la squadra, per cui cerco di fare il possibile, di impegnarmi sempre. Buon Natale a Andrea Gambaro, so che vi allenerete praticamente ogni giorno, forse compreso Natale, per cui vi aspettiamo con l'anno nuovo con ulteriori soddisfazioni. Natale forse no, però dicono che ci potrebbe essere un allenamento della vigilia. Speriamo che non ci venga chiesto anche a che ora finiamo il pranzo di Natale. Mettiamo un allenamentino anche alle 6 dopo per smaltire il pranzo. Che ci sta tutto, grazie Andrea. A voi. 7-4-6-2 la sconfitta della Trevisan Latisana contro la Latte Carso. Trevisan che per un poco, siamo con coach Juric, per poco non riusciva a recuperare il meno 18 in cui vi siete trovati. Poi nel finale cosa vi è mancato, coach? Diciamo che il finale è il finale, il mancato sin dall'inizio l'approccio alla gara, alla partita, siamo entrati molli e mosci. Un po' fisicamente non stiamo bene, abbiamo qualche acciaccato, qualcuno che ci manca, qualcuno stasera aveva la febbre, ha avuto problemi intestinali anche durante la settimana e non ci siamo allenati molto male in settimana proprio per questi motivi qua. Però questa non è una giustificazione, anche perché ci siamo andati a prendere i nostri falli, però sui tiri liberi credo che abbiamo fatto sì e no il 50%. E nella pallacanestro esistono i tiri liberi anche per avvicinarsi oppure per andare più lunghi nel punteggio, e invece noi continuavamo a sbagliare, per cui abbiamo iniziato a perdere fiducia, a lasciare campo aperto alla CBU, che sapevamo che è molto pericolosa, e siamo andati in difficoltà. Dopo devo dire che i miei ragazzi hanno tanto cuore, e hanno cercato di fare il massimo per recuperare, ma un po' perché fisicamente stiamo poco bene, un po' perché siamo corti in panchina in questo momento, non siamo usciti nell'impresa fino alla fine. Alla fine la lucidità chiaramente era dalla loro parte. Coach, a me non piace mai parlare degli arbitri, non chiedo di farlo neanche a te, però quel fallo tecnico che ti hanno dato sul canestro valido e fallo su Molettuzzo, che invece si è tramutato in un tecnico alla panchina, lì la partita è girata. La partita è girata. Speravo di non prendere tecnico, devo essere sincero, però questo è un errore tecnico, cioè non posso dire che ha falsato la partita, perché la partita l'ha vinta meritatamente l'UBC, però noi potevamo giocarcela fino alla fine, e invece così abbiamo lasciato l'ultimo minuto e mezzo che non è più stata partita. Guardiamo un po' avanti, perché adesso bisogna dimenticarsi anche questo periodo con 5 sconfitte di fila, mi sembra. Cosa fai a Natale e qual è il programma di lavoro per riprendere a gennaio? Adesso prima di Natale ci sono 2 partite, una con Monfalcone che sembra facile, ma dal punto di vista testa adesso non è facile. Poi abbiamo in casa Fagagna, che oltre che essere una buona squadra fisicamente è molto forte e gioca bene con la canestro. Il programma di Natale è allenarsi il più possibile quando si può, fare almeno un amichevole e poi riprendere, speriamo, a ranghi più uniti e a ranghi di essere, no, se non dico tutti, perché probabilmente Zecchin starà fuori ancora, però almeno gli altri recuperarli. Coach, in bocca al lupo, buon Natale e anche buon 2014. Crepi anche a voi, grazie.
Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia la salute dentale è ora accessibile a tutti. Bentornati amici di VVG Sport Channel, ma prima di continuare con Federico e Sara volevo farvi vedere la clip degli highlights della scorsa settimana. Ricordiamo che la vincitrice è Arianna Cortolezzis, che ha sbaragliato la concorrenza questa settimana. Ha avuto tantissimi voti rispetto agli altri concorrenti e per questo vi facciamo vedere il suo bellissimo canestro allo scadere del secondo quarto. Sei secondi, andiamo De Biase, va fino in fondo, lo scarico per Cortolezzis che segna sulla sirena per il sorpasso del Ser. Bel gioco a due tra Gozzi e Gelsomini, rovesciata Gennaro Gelsomini. Pinutti in contropiede, sbaglia, ma la palla è sempre per Fabio Gozzi che si esime nel Gozzi Move. È l'ultimo canestro di questa partita che si conclude sul punteggio di 7-2, 6-1. Con 28 secondi da giocare, circa 7 secondi di discrepanza tra il cronometro dei 24 e il cronometro della partita. Ancora una volta il tiro di Colamarino che va. Secondo sul cronometro dei 24, deve tirare immediatamente Pordenone, rimessa che favorisce Zambon, si appoggia al ferro e va a realizzare il Filiberto Dri accetta cambio Castelletta, non, aiuto al recupero sul lato destro, palla un po' statica per GSA, Claudio Monini di reverse segna, subisce il fallo, andrà un netto con tiro libero supplementare. Andiamo ad annotare questa azione che andrà secondo me di diritto nella top 5 settimanale di FVG Sport Channel in collaborazione con il Messaggero Veneto. Ultimo tiro di questo primo quarto per la GSA, mancano 9 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Andrea Piazza in palleggio, 5-4, Andrea deve andare l'architetto per Riccardo Truccolo, Ricchi non si prende la tripla, sì ora lo fa dal palleggio, Ricchi Truccolo, va! Riccardo Truccolo, la GSA conclude il primo quarto sul punteggio di
8 Varese, 20 Udine. Voghi interrompe il palleggio Trevisini per Claudio Monini, in post basso Bianchini con la Veronica Bianchini, che canestro che ha fatto Paridone non dormi, rientra Udine in Corriera. Eccoci qui di nuovo al Mega Intersport a canestro come ogni settimana. Federico, allora oltre al basket di che cosa ti occupi? Questa è una bellissima domanda e vedo già risate dietro le quinte, quindi pensa a te. No, faccio il consulente di telecomunicazioni, tanto che è il mio lavoro che mi occupa durante la giornata e soprattutto e anche ovviamente ringrazio Francesco Tonizzo che mi ha tirato dentro questa allegra banda che è quella di FVG Sport Channel, quindi il mio grande sogno, tra virgolette, sarebbe proprio quello di entrare nello sport, commentare partite, mi piace molto, seguo e quindi ringrazio veramente per questa opportunità. Quindi sono queste le cose, poi il basket ovviamente è un'altra mia grande passione, è il Milan, quindi sono cose che tutte queste insieme occupano la mia giornata. Diciamo che sulla prima concordo, sulla seconda non tanto, però non concordi tanto sul Milan, vabbè. Volevo fare un appunto a Sara, l'ascolterei per ore, volevo solo dirti questa cosa qua, interessantissima. Allora appunto approfitto e chiedo anche a Sara che cosa si occupa oltre alla sua passione del basket, insomma. Speravo tu non mi facessi questa domanda. Io attualmente sono disoccupata, nel senso sto facendo qualche supplenza, sono laureata in scienze della formazione, indirizzo appunto a scuola dell'infanzia, quindi asilo, e sto facendo qualche supplenza a chiamata, intanto in quest'anno andrà così. Come hobby ho questa passione del basket che chiaramente rispetto alla Serie 2 mi occupa meno tempo, però comunque c'è tempo da dedicarci. Altre passioni... So che ti occupi anche del mini basket o comunque delle bambine che iniziano i primi passi nel mondo cestistico. La tua squadra com'è? Vuoi salutarla? Allora, intanto saluto tutte le mie bimbe che sicuramente mi stanno ascoltando, che sono carinissime perché vengono a vedermi durante le partite, sento i loro incoraggiamenti e le ringrazio tantissimo e ho il piacere di essere l'assistente di Mita Giacomelli, il mio capitano della Serie 2, che comunque ho sempre portato nel cuore e per me è un grandissimo onore essere la sua assistente. E abbiamo una squadra di Under 13 e di Under 14, quindi per loro è anche un'esperienza nuova perché è il primo anno di campionato, diciamo, competitivo rispetto al mini basket, perché sono diventate appunto junior. Sì, under. E quindi niente, una bellissima emozione, molto divertente, moltissime emozioni anche nonostante la loro età, però sono veramente fortissime anche a livello proprio di simpatia, oltre cestisticamente. E quindi niente, sono Ho visto che contenta. comunque ti seguono anche alle partite, sono sempre lì a tifarti. Cosa si prova ad essere un esempio anche concreto in campo per loro? In realtà quest'anno le sento molto, quindi molto spesso anche mi trattengo da quello che vorrei magari fare, perché so che loro mi stanno guardando e che mi prendono sicuramente come una figura di riferimento, come un'educatrice prima di tutto. Quindi sono molto contenta perché mi sento responsabile, tra virgolette, anche del loro modo di essere e di giocare in campo. E quindi una grande responsabilità, però ne sono molto contenta anche dei genitori, che ringrazio tantissimo perché accompagnano le bambine anche nonostante noi giochiamo alle 8:30 di sera a Cossignacco, i genitori ci seguono, ci portano le bambine e li ringrazio tantissimo. Federico, invece, se tu volessi ricordare un evento che ti ha colpito particolarmente nella tua carriera sportiva, una partita che magari ti ha lasciato un bellissimo ricordo.
Ho avuto la fortuna di giocare sempre, soprattutto qui a Udine, in squadre vincenti. Questa è una fortuna, o veramente non so per quale motivo, ma è successo così. Quindi direi le 3 partite che ci hanno portato a vincere i 3 campionati, quindi col CUS Udine, in Serie D. È stato un campionato difficile, ho giocato con grandi giocatori e ai playoff dopo i gironcini abbiamo vinto. È stata una grande gioia perché è stata la mia prima promozione e siamo saliti in C2. Se proprio devo ricordarmi, l'ultima è un ricordo più vivo, quindi quella di maggio, battendo 2-0 in finale la DGM Campoformido, un ricordo molto più vivo, grande festa perché era una promozione che molti volevano e giocatori, lo saluto, come Enrico Greatti che aveva 0 promozioni all'attivo, veramente la viveva e l'abbiamo vissuta con grande tensione, ma poi ci siamo veramente liberati. E sicuramente direi la finale con Tarcento del 2010, DLF Tarcento, anche lì vinta 2-0 con coach Enzo Re, sono le 3 partite che se posso ricordare sono quelle un po' più che mi rimangono in mente. E anche direi, vabbè, questa è storia, 2001 ho vinto uno scudetto a livello nazionale con la scuola, con il liceo scientifico Marconi di Pesaro, ho pensato un po', con i signori Cinciarini e Gurini, non proprio 2 per caso, e quindi quella è un'altra partita che mi ricordo e soprattutto una bellissima esperienza. Volevo dire, posso? Sì? Un'altra grande passione di Sara, che la conosco, è Max Bulfoni, che noi salutiamo, va bene? Ciao Max, tranquillo, è qua, non c'è nessun problema Max, te la teniamo qua anche 2 o 3 ore, va bene? Ma è al sicuro. Infatti volevo giusto dire, voi due si nota che vi conoscete già, il vostro incontro da cosa è partito? Ma dopo questa sera insomma potremmo anche conoscersi, no chiaramente stiamo scherzando, no, ci siamo conosciuti perché giochiamo nella stessa palestra intanto, giusto, quindi ti alleni quindi a Cossegnacco. E poi proprio perché lui è un amico, compagno, giocato contro e quindi ci vediamo anche in giro, ci salutiamo. Sì? Devo dire un'ultimissima cosa, un altro messaggio promozionale per quanto riguarda il Cossegnacco Basket, sono più di 200 ragazzi e 4 squadre femminili, 14 squadre di settore giovanile che grazie al DLF devo ringraziare il presidente Gabriele Cornacchini che dà l'opportunità, la possibilità a tutti questi ragazzi di fare e giocare basket e divertirsi, quindi veramente grazie a Gabriele Cornacchini e a Elvia Duca, la nostra vicepresidente, mi ero dimenticato prima. Continuerei a lasciare il microfono a Federico e Sara che li vedo molto partecipi oggi, magari ci verranno a ritrovare più avanti così continueremo la nostra chiacchierata, ma siamo giunti in conclusione e prima di lasciarvi alla clip settimanale degli highlights volevo augurarvi buon Natale perché fra pochi giorni, come sapete, ci avviciniamo alla festa natalizia e il nostro appuntamento si rimanda dopo la fine dell'anno, quindi a gennaio ci ritroveremo qui come ogni settimana per parlare di basket regionale. Quindi in conclusione ringrazio i nostri ospiti Federico e Sara e vi mando l'appuntamento per gennaio lasciandovi con la clip degli highlights. Tanti auguri, buone feste. Auguri, buone feste, buon anno. Baci. Karsic da metà campo, bombazzo di Karsic e qua tirare di azione della settimana sul sito Messaggero Veneto. Quando cliccate il sito votate, gioco statico del Tecasso, Balazzutti pompa pallone, poi trova Pignolo, che canestro, Ubici, Balazzutti, Pignolo, Balazzutti sta spiegando basket. Secondi al termine del terzo quarto, è entrato anche Bacchin, Ildefonso, extra pestro Paunovic, grande azione per la Tecasso sull'asse Bacchin, Ildefonso, Paunovic. Per fortuna nostra non arriva il canestro da parte di Federico De Bettin, randaggiata di Matteo Barretta e arrivano i 2 punti del sorpasso. Un
Monini, ribalta per Riccardo Truccolo, Ricchi, step back, Ricchi da 3 punti, va! Riccardo Truccolo ha fatto cadere Gabellieri e ha saccato la tripla.